Benvenuti all'anteprima delle notizie di oggi, mercoledì 29 dicembre. Attività continua e costante al Lab in Val d'Ario, dove medici, infermieri e volontari hanno offerto costantemente la loro professionalità per la tutela della cittadinanza. La dottoressa Daniela Ballarin è stata riconfermata alla dirigenza amministrativa del settore servizi alla persona e servizi sociali. Tutte le sigle del balneare e della ricezione ieri è stata a Roma dal ministro Garavaglia in attesa delle nuove norme per le attività di tipo concessorio. Il sindaco ha emesso un'ordinanza per la regolamentazione dell'uso dei fuochi d'artificio e dei petardi. Plateatici prorogati gratuitamente fino al termine della dichiarata pandemia 31 marzo 2022 salvo deroghe. Continua la ricerca farmacologica con le nanotecnologie negli ospedali veneti, nonostante il Covid concentri la maggior parte delle attenzioni. Donna assalita in casa da un uomo violento, entrato in casa battendo la porta, costretta a trovare un altro ricovero ed a abbandonare la propria abitazione. Nata Amelia all'Angelo di Mestre, sono stati superati 2000 parti, le nascite a Mestre sono in aumento in controtendenza nazionale. Lunghe file ai punti tampone des LASL, ma file ancora più lunghe davanti alle farmacie convenzionate. Confermate le convenzioni tra i comuni di Chioggia, Cavarzo e Recona per affidare alla gestione di APA in Romea i cani randagi recuperati nei rispettivi territori. A più tardi per gli approfondimenti.